Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, come sempre insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca, gli approfondimenti e i collegamenti con i colleghi delle varie redazioni in diretta che ci racconteranno tutti quelli che sono i fatti di questa calda giornata di sabato 15 di agosto. La notizia di cronaca principale è quella relativa alla sparatoria che si è verificata ieri pomeriggio a Padova, nella quale è rimasto vittima un 55enne stalker che appunto si trovava sotto casa della ex moglie. È ricoverato in rianimazione in condizioni ancora serie dopo un delicato intervento chirurgico. Il carabiniere che è stato investito dall'uomo con il suo furgone, uomo che poi aveva cercato di finirlo avvicinandosi, brandendo un coltello. A quel punto il collega del carabiniere appunto investito ha esploso 4 colpi di pistola che sono andati a segno. Il 55enne è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Tra poco ci collegheremo con i nostri inviati a Padova per tutti i dettagli e tutti gli aggiornamenti su questa vicenda, ma ora andiamo a Venezia, dove ci chiede la linea la collega Anna Maria Parisi da Venezia, dove è in corso una manifestazione, un flash mob organizzato dai comitati favorevoli al salario minimo, che dopo le decisioni del governo appunto hanno deciso di organizzare questa manifestazione. A te Anna Maria, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Mai più lavoro nero, non esisto ma ci sono. Questo è lo slogan con cui l'Unione Popolare sta dando corso a Venezia, come in altre città italiane ad alta densità turistica, a questo flash mob. Un flash mob per chiedere un salario minimo di 10 euro l'ora. Ecco qua, ci avviciniamo con le organizzazioni. Allora abbiamo qui, vediamo anche il fantasma, appunto non esisto ma ci sono, che interpreta insomma lo slogan chi meglio di lui di questo flash mob. Abbiamo sentito Valeria Ruffini di Unione Popolare, questo slogan, salario minimo per chi lavora. Come è la situazione a Venezia? Beh, allora, Venezia è una delle città più turistiche del nostro paese e sappiamo che nelle città turistiche abbiamo un livello di sfruttamento molto alto delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi questa proposta di legge va proprio a inserirsi in una condizione di sfruttamento molto alto di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Ecco, e dove sono impiegati questi lavoratori per lo più? Beh, soprattutto negli alberghi, soprattutto nei luoghi di cultura, dove molto spesso il pubblico provvede a fare degli appalti a ribasso che vengono pagati proprio dalle lavoratrici e dai lavoratori con salari che sono meno di 6 euro all'ora. Cioè, parliamo di luoghi pubblici anche. Beh, a Venezia c'è la Biennale e anche lì sappiamo c'è un movimento di lavoratrici e lavoratori che rivendicano, oltre a dei contratti di lavoro legali, anche una paga dignitosa. E parliamo sempre di 6 euro l'ora lordi. I 10 euro l'ora a cui chiedete voi sono sempre lordi? Sono lordi sicuramente, ma hanno anche un meccanismo. La nostra legge è una legge semplice, prevediamo anche un meccanismo di rivalutazione automatico per legge, per cui questi 10 euro sono comunque legati all'inflazione. Noi pensiamo che questo si debba fare anche per far crescere tutti gli altri salari e tutti gli altri stipendi. Nel nostro paese in questi anni non sono cresciuti gli stipendi e i salari, e con
il livello di inflazione che c'è oggi, se non c'è un meccanismo rivalutativo, anche diciamo, la contrattazione non basta per avere dei salari dignitosi. Grazie Valeria Ruffini, Daniela di Unione Popolare. Ho visto che c'è anche per Venezia Monica Coin, sempre di Unione Popolare. Intanto ringrazio anche i vostri ragazzi che ci hanno dato una mano a fare come volontari da spartitraffico, perché sennò molti turisti che impallavano la telecamera. Detto questo, Monica Coin, Daniela Ruffini ha anticipato anche la situazione degli esternalizzati del turismo qui a Venezia, citando ad esempio la Biennale. Sì, non abbiamo scelto a caso Venezia. Venezia è una delle capitali del turismo e sappiamo che il turismo è il produttore massimo di profitti. Stiamo parlando in Italia del 13% del PIL e 190 miliardi di introiti. Venezia ha però anche il primato del lavoro sfruttato, perché appunto, come diceva Daniela, tramite gli appalti, le esternalizzazioni, abbiamo nel settore della cultura ad esempio, dove viene applicato il multiservizi, che è il contratto delle pulizie, e anche il contratto della vigilanza, che è uno dei contratti più bassi in Italia, abbiamo dei salari minimi di ingresso di circa 6 euro all'ora. Sì, infatti l'aveva anticipato. Esatto, e le istituzioni culturali tra l'altro hanno degli introiti altissimi. Ad esempio la Biennale ha ricevuto 175 milioni di PNRR e non riconosce i lavoratori che lavorano nei padiglioni. Ha dei dipendenti, ma sono molto meno dei lavoratori che si occupano di gestire i padiglioni della Biennale, e tutti questi lavoratori sono lavoratori sfruttati che hanno dei contratti precari al limite della sopravvivenza, a fronte di tutti questi fondi pubblici stellari. Per non parlare appunto anche dei profitti degli alberghi, dei bar, dei ristoranti, dove il tasso di irregolarità del lavoro grigio, per esempio, è altissimo, come ci dice l'Ispettorato del Lavoro, che ha il 75% di irregolarità. Ecco, Monica Coin, dunque adesso voi state facendo che cosa nel concreto, oltre a questo flash mob? Stiamo raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare che, a differenza di quelle presentate in Parlamento dalle forze politiche che già sono in Parlamento e che hanno anche governato ma non hanno mai applicato il salario minimo, chiediamo ai lavoratori e ai cittadini di firmare per poter portare questa legge in Parlamento. Dove si possono trovare i banchetti, diciamo, per questa raccolta firme? Uno è qua dietro. Certamente, ed è per il flash mob. Noi abbiamo delle date fino a novembre e abbiamo nella nostra pagina Facebook di Unione Popolare tutti gli appuntamenti di raccolta firme dei banchetti. Siamo principalmente nei mercati, nelle piazze, e cerchiamo appunto di sensibilizzare anche i luoghi di lavoro, anche qui a Venezia, appunto per questo facciamo il flash mob qui, per dire ai lavoratori che c'è un'alternativa al lavoro povero e non è giusto che un lavoratore sia povero, perché l'articolo 36 della Costituzione garantisce un'esistenza libera e dignitosa a chi lavora, e noi vogliamo raggiungere questo risultato anche qui a Venezia. Grazie a Monica Coin e a Daniela Ruffini di Unione Popolare. Vediamo con le immagini di Sandro Ponchio il cartello che riassume questo flash mob: mai più lavoro povero, salario minimo legale subito, 10 euro è il minimo, Unione Popolare. Adesso vi salutiamo e ci vediamo più tardi con le edizioni della sera. Ecco, allora ringraziamo Anna Maria Parisi per questo collegamento, ma andiamo nel Bassanese allora a questo punto, perché l'altra notizia di oggi è quella del grande esodo che si sta verificando sulle strade della nostra regione verso le principali località di villeggiatura. No, allora non abbiamo Bassano ma abbiamo Belluno, vedo già collegata la collega Tiziana Bolognani da Belluno, dove è tutto pronto per il primo Pride della città. Allora andiamo a Belluno da Tiziana Bolognani. A te, buongiorno. Sì.
Sì, buongiorno Marta, buongiorno. Il primo Pride sta per partire, mancano poco meno di 2 ore al ritrovo che sarà nelle piazzali della stazione di Belluno. Dalle 2:30 si muoverà il lungo corteo dei partecipanti che si attendono davvero numerosi. Il corteo transiterà, passerà per il centro di Belluno, ci sarà una prima sosta con un primo momento di intervento davanti al Tribunale, poi in Piazza Duomo davanti alla Prefettura e alla fine qui in piazza dove ci troviamo in questo momento, in Piazza dei Martiri, dove naturalmente ci sarà modo e motivo di approfondire, di conoscere, di riflettere, di parlare di diritti. Con me la coordinatrice del gruppo organizzatore, gruppo Ciao, Morena Fant e Valentina Reolon. Intanto Morena, il conto alla rovescia oramai è concluso, si comincia in città già a vivere il clima di Pride. È il primo Pride, che cosa vi aspettate? Sicuramente come primo Pride ci aspettiamo una grossa partecipazione, tantissimi colori e speriamo che sia una giornata ricca di amore. Di amore, ma anche di opportunità, si diceva, di conoscenza di diritti, perché anche in questo territorio, nel territorio della provincia di Belluno, abbiamo testimonianze di discriminazioni, abbiamo testimonianze di violenza, non ultime quelle subite anche nelle fabbriche, che sono state denunciate anche dai sindacati. Insomma, c'è molto da lavorare. C'è molto da lavorare, infatti noi appunto siamo nati circa un anno fa e man mano nei mesi abbiamo sempre avuto più adesioni, gente che ci sta vicino, gente che crede nei nostri progetti e quindi l'idea è quella di avere la cittadinanza bellunese molto più inclusiva, equa e solidale verso tutte le forme di ogni tipo di persona, insomma. Valentina, vuoi ricordare che cosa significa l'acronimo Ciao? Ciao significa... Morena, hai ragione. Comitato Inclusivo di Azione e Orientamento. Ecco, vi siete costituiti un anno fa, esistono comitati così anche nel resto d'Italia? Certo, io credo che Belluno sia, non dico l'ultima, ma tra le ultime ad aver creato un luogo del genere, perché in tutti i capoluoghi delle regioni esistono già e a Belluno mancava e quindi siamo riusciti a crearlo, abbiamo un sacco di sostenitori e speriamo molto bene. Grazie Morena, invece con Valentina parliamo di diritti e del fatto che oggi si annuncia la presenza anche delle famiglie arcobaleno. Sì, hanno aderito moltissime associazioni, tra le quali la GEDO, le famiglie arcobaleno e tante altre realtà. È stata creata una bellissima rete, il gruppo Ciao, come dicevi tu, è nato un anno fa e ha iniziato a vivere e a creare rete all'interno della Casa dei Beni Comuni, che appunto è un luogo che è stato creato proprio per fare rete fra questo tipo di condivisione di rete. Siamo felicissimi per questa giornata perché è tanti anni che secondo noi ci voleva un Pride a Belluno. Questi tipi di occasioni si fanno quando esistono le persone che vogliono farlo, che vogliono attivarsi e che vogliono creare insieme questi momenti. Ti volevo chiedere una cosa, perché sapete che ci sono state molte polemiche, ma tra le polemiche abbiamo avuto anche la prima territoriale, la prima Confindustria d'Italia, Confindustria Belluno Dolomiti, a dare la sua adesione incondizionata al Pride, al primo Pride di Belluno. In sostanza la Presidente Berton assieme al delegato al sociale Flavio Mares hanno scritto che qui siamo in pochi in provincia di Belluno e che i numeri fanno la differenza e non possiamo fare le differenze sui numeri e che da questo territorio non deve essere più necessario scappare per potersi esprimere. Condividete? Condividiamo appieno, l'ambito del lavoro è importantissimo, il manifesto del Pride è stato scritto anche insieme ad ADL Cobas, perciò ad un sindacato. Questa dichiarazione di Confindustria è importante, sicuramente ci sarà l'occasione di aprire un tavolo di discussione anche appunto con ADL e i sindacati
per quanto riguarda i diritti delle persone LGBTQ+ nell'ambito lavorativo. Allora, ringraziamo Morena Fante, Valentina Reolon, vi restituisco la linea e poi questa sera gli aggiornamenti, vi faremo vedere le immagini del primo Pride di Belluno. Grazie a Tiziana Bolognani con la collaborazione tecnica di Fabio Fagliero per questo collegamento. Abbiamo una notizia di cronaca che ci arriva dal Veronese. Il corpo di una giovane donna è affiorato ieri sera nelle acque del Mincio. Il ritrovamento a Ponti sul Mincio nel Padovano e nel Mantovano, scusate, ma dallo stato del cadavere la morte potrebbe risalire al giorno precedente al ritrovamento. Gli investigatori stanno cercando di capire se il corpo sia quello di una giovane di Rovigo che era venuta sul Garda in cerca di un lavoro estivo e la scomparsa della quale era stata denunciata proprio quel giorno ai carabinieri di Peschiera del Garda. Ma ora vedo che abbiamo in collegamento la collega Valentina Visentin da Padova per tutti gli aggiornamenti sulla sparatoria che si è verificata ieri pomeriggio nel quartiere Sacra Famiglia. Buongiorno Valentina. Buongiorno, siamo ritornati proprio nel punto in cui ieri si è verificata prima l'investimento del carabiniere e poi la sparatoria dove è rimasto ucciso un 55enne stalker che era venuto a cercare la moglie nonostante il divieto di avvicinamento. Innanzitutto vi aggiorniamo sulle condizioni del carabiniere ferito che nella notte è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico per ridurre eventuali rischi di emorragia dovuti alle fratture scomposte ad entrambe le gambe riportate appunto quando è stato schiacciato dall'auto, la Skoda del 55enne che era arrivato qui questa mattina, lo vedete, era proprio posteggiata qui dove ci sono i segni gialli e mentre l'auto dei carabinieri era posizionata orizzontalmente e l'uomo ha schiacciato il carabiniere tra la sua macchina e quella di servizio provocandogli fratture importanti alle gambe. Poi è sceso dall'auto con un coltello e stava per infierire. A quel punto l'altro collega militare è intervenuto esplodendo 4 colpi di pistola che hanno ferito poi mortalmente il 55enne. Attimi di paura in questo tranquillo quartiere di Padova, ma ricostruiamo come sono andati i fatti nel nostro servizio. La follia è esplosa squarciando il silenzio di un pomeriggio afoso nel tranquillo quartiere della Sacra Famiglia a Padova. 4 colpi di pistola, le urla, 2 uomini a terra, il primo un carabiniere ferito alle gambe, il secondo un uomo di 55 anni che l'aveva appena investito, agonizzante, ferito anche lui ma con 4 colpi di pistola sparati da un altro militare che ha cercato di salvare il collega. I carabinieri erano arrivati in vicolo Castelfidardo perché al numero di emergenza era arrivata la chiamata di una donna che avvertiva che l'ex marito violento, nonostante l'ammonimento del questore e un divieto di avvicinamento, si era presentato sotto casa e voleva entrare. I militari arrivati sul posto trovano il 55enne, l'avevano quasi convinto ad allontanarsi, ma a quel punto, entrando in macchina, lui ha ingranato la marcia investendo il carabiniere che di spalle stava redigendo il verbale. Ha ingranato la retromarcia, salvo poi però ingranare la prima e puntare dritto verso i militari. Uno dei 2 è stato schiacciato sulla nostra autoradio ed è caduto al suolo, ha riportato delle gravi ferite agli arti inferiori. Dopodiché quest'uomo ha impugnato un pugnale e vi si è scagliato contro. Effettivamente a questo punto l'altro militare, per cercare di salvare la vita al collega, ha sparato 4 colpi d'arma da fuoco e ha attinto il soggetto. Quello che qui ci tengo a precisare è che dai nostri primi accertamenti le procedure adottate dai militari sembrano impeccabili e quindi aderenti ai nostri procedimenti d'azione, per cui i militari hanno fatto il loro dovere. Il carabiniere ha sparato dopo aver intimato il 55enne di fermarsi, ma l'uomo si stava per avventare contro il militare ferito con un coltello. 4 colpi di pistola che hanno ferito l'uomo al busto e alle gambe. Axi Kollaku, questo è il nome dello stalker, è morto in ospedale dove è stato trasportato dal 118 in condizioni disperate. Il carabiniere ferito ha riportato gravi fratture alle gambe, non è in pericolo di vita ma la sua ripresa sarà lunga. Sotto shock l'ex moglie della vittima e la figlia che hanno assistito alla scena. In serata sono state sentite a lungo dal pubblico ministero Marco Brusegan, a cui hanno raccontato gli anni difficili vissuti nel terrore di quel compagno violento. Questa persona in passato era stata già attinta da divieto di avvicinamento, al momento aveva pendente un ammonimento del questore.
oltre ad alcuni procedimenti penali, come vi dicevo, per atteggiamenti aggressivi persecutori posti in essere nei confronti della ex. Senza questo intervento poteva esserci l'ennesima donna vittima di violenza, ha detto il sindaco di Padova Sergio Giordani, ringraziando i carabinieri per il loro intervento e augurando una pronta ripresa al militare ferito. E dicevamo, è stato scongiurato il rischio di emorragia per il carabiniere ferito alle gambe dopo questo lungo intervento chirurgico effettuato nella notte. Il militare resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ortopedia di Padova. Decisivi i prossimi giorni, si prospetta sicuramente un lungo recupero, e poi si dovrà vedere se il recupero degli arti, che sono stati entrambi feriti, rimasti schiacciati nell'impatto, questi minuti di follia sono accaduti sotto gli occhi di tanti condomini che erano in casa proprio nei momenti della sparatoria. Sentite le loro testimonianze. Ero a casa e in quel momento ero sceso dalle scale per fare dei lavori in garage e ho incrociato la condomine che aveva chiamato i carabinieri ed era qui in ingresso che stava parlando con i carabinieri. Sono sceso in garage e nel giro di pochi minuti ho sentito un botto, delle urla e poi 4 spari. Dopo, quando sono uscito, ho visto il carabiniere a terra ferito con la gamba con una frattura scomposta e il capo che sanguinava copiosamente perché aveva una ferita qui sulla testa. L'altra persona stesa a terra di fianco, ferita dai colpi di pistola, e l'altro carabiniere in piedi che cercava di tranquillizzare il collega e che aveva chiamato 118. Giovanni è uno dei testimoni di quanto accaduto ieri pomeriggio in vicolo Castelfidardo. Vive nello stesso palazzo della donna minacciata dall'ex marito violento, ucciso dai colpi di pistola sparati da un carabiniere dopo che lui aveva tentato di investire il collega militare. Giovanni, come altri residenti, hanno vissuto in diretta quei momenti di paura. Ero di sopra, ero in bagno, stavo facendo la doccia, ho sentito degli spari e mi sono affacciato, ho visto la scena. I 2 uomini a terra, l'ambulanza e poi per ora il lavoro dei carabinieri che hanno analizzato il teatro della sparatoria. Sul posto anche il generale Giuseppe Spina, comandante della Legione Veneto. Axi Collacu, l'ex marito stalker, non era molto conosciuto dai residenti di quel condominio di vicolo Castelfidardo. Aveva vissuto solo pochi anni, 15 anni prima se n'era andato. La moglie, professoressa di matematica che dà ripetizioni anche agli studenti dell'università, era rimasta a vivere lì con la figlia. 2 donne tranquille, nessuno sapeva che l'ex marito continuava ad importunarla, anche se una condomina racconta che qualche anno prima era stato avvistato nei paraggi. 4-5 anni fa che non tornava qua, si appostava in zona, ma noi non pensavamo fosse tutto tranquillo. Mio marito l'ha visto una volta 4-5 anni fa che erano in zona, li ha incontrati, che lui discuteva con lei. Ieri pomeriggio l'ennesimo tentativo di avvicinarsi a lei nonostante i divieti, a rendere la vicenda ancora più inquietante il coltello che il 55enne aveva con sé. E ovviamente è stata aperta un'indagine su questa vicenda. Il pubblico ministero Marco Brusegan ieri sera in serata ha ascoltato la donna che insomma vittima delle molestie, delle minacce del suo ex marito e anche la figlia. Nei prossimi giorni verranno ascoltati anche tutti i testimoni. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin con il collega Federico Cibotto per questo collegamento con tutti gli aggiornamenti sulla tragedia appunto che si è verificata ieri pomeriggio a Padova nel quartiere Sacra Famiglia. Ed ora dicevamo l'altro tema di oggi, che è quello dell'esodo per le vacanze estive, traffico molto sostenuto su tutte le principali arterie della nostra regione dirette verso le località di vacanza. Sorvegliata speciale l'autostrada A4 da Venezia sino a Trieste, con un piano straordinario che è stato appunto messo in atto proprio per queste giornate da bollino rosso da parte della società di gestione, con personale anche dedicato per fare assistenza ai caselli alle persone che sono rimaste in
in coda, ma traffico molto intenso anche verso le località di montagna, giornata di passione sulla statale Valsugana. Ci colleghiamo quindi con Alex Giuliano, con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon, che sono a Carpanè nel Bassanese. A te Alex, buongiorno. Un buongiorno a tutti, ci troviamo a Carpanè lungo la Valsugana, giornata da bollino nero per quello che riguarda il traffico. Questa mattina si segnalavano imbottigliamenti, code di diversi chilometri con le automobili costrette a procedere a passo d'uomo, ma come si suol dire purtroppo il peggio deve ancora arrivare. In base alle proiezioni, alle previsioni, saranno 5 o 6 i weekend prossimi da considerare veramente al limite del sostenibile per quello che riguarda la viabilità della zona. Ed è chiaro che questa mattina, interfacciandoci anche con il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, il problema è un problema che si protrae da anni, è un problema che rimane di strettissima attualità, ma che, ci segnalava proprio il primo cittadino, quest'anno sembra essere aumentato di proporzioni, perché aumentato è il flusso delle automobili, un aumento che rende ancora più critica chiaramente la portata della strada, la portata dell'arteria per quello che riguarda la viabilità qui in Valsugana, un problema che sembra collegato anche direttamente alla pedemontana, perché insomma aumenta il traffico anche per accedere alla nuova strada, insomma, che poi va a diramarsi nelle località, verso le località di mare. Diciamo che Carpanè è storicamente un punto dove insomma il traffico si concentra proprio per la conformazione della viabilità, per la presenza del semaforo, per lo snodo che rappresenta questo tratto di strada, ma il traffico quest'anno sembra veramente destinato a rendere ancora più calda, ancora più incandescente l'estate. Noi chiaramente monitoreremo il tutto, vi ricordiamo bollino nero per quello che riguarda la viabilità oggi e domani, ma le previsioni dicono che i prossimi 5 o 6 weekend saranno davvero, lo ripetiamo, molto complicati. Da Carpanè è tutto e noi restituiamo la linea allo studio. E a proposito di esodo estivo e di sicurezza stradale, è proprio di oggi la diffusione del nuovo spot che si intitola Guida e basta, contro l'uso del cellulare e le distrazioni alla guida. È stato realizzato dall'ANAS con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture dell'Interno e della Polizia di Stato. Vediamolo. Mettiamo la cintura, baby, oh baby, stiamo ballando sulla luna e non so, spero ci porti un po' fortuna. La distrazione alla guida è una delle cause principali degli incidenti stradali. Per arrivare a destinazione, ricordati sempre, quando guidi, guida e basta. Ecco, questo dunque lo spot per la sicurezza stradale di ANAS, Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti e Polizia di Stato, di attualità sempre, ma particolarmente in queste giornate di traffico particolarmente sostenuto. E continuiamo a parlare di incidenti stradali, perché si è veramente sfiorata la strage ieri a Cassola. Siamo appunto nel Bassanese, quando una vettura è uscita di strada entrando letteralmente in un bar. Vediamo. La scena è impressionante. Mentre i clienti affollano il bar seduti ai tavoli o davanti al bancone, accade tutto in pochi secondi. Una Fiat 500 abbatte la siepe davanti al locale e sfonda la vetrata.
Tra schegge di vetro, il rumore simile a un'esplosione, l'auto finisce la sua corsa contro il bancone, tra clienti che cadono a terra e altri che riescono a mettersi in salvo. Poteva davvero finire molto male. È accaduto al bar Patagonia in via Ca' Baroncello, al confine tra Bassano e Cassola. All'interno, oltre al bar, c'è lo spazio dedicato alla tabaccheria, che si trova però dalla parte opposta alla vetrata e dove per fortuna nessuno ha corso pericoli. Quando l'auto irrompe nel locale, sulle panche c'erano sedute alcune persone che sono state sbalzate via, mentre altri clienti erano seduti ai tavolini della sala. Insomma, dicevamo, è solo per una gran fortuna che il bilancio non è molto più grave. La donna, alla guida dell'auto, intanto rimane incastrata. Con l'arrivo dei soccorsi viene liberata e trasportata in ospedale. È sotto shock, ma non è in gravi condizioni. Solo tanto spavento e qualche scoriazione anche per i clienti, alcuni colpiti dai vetri, accompagnati per precauzione al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale per raccogliere le testimonianze e per i rilievi. La dinamica è da ricostruire, infatti, però sembra che ci sia stato un tamponamento con un'altra auto lungo la strada e nell'impatto la Fiat sia finita contro il locale, che ovviamente ha subito danni notevoli. Tanta la paura naturalmente tra i clienti del bar. Sentiamo le loro voci. Sono passati pochi minuti da quando la Fiat 500 ha sfondato la vetrata del bar Patagonia a Cassola, al confine con Bassano. I clienti e il personale sono ancora sotto shock. Alcuni se la sono vista brutta, non sono stati travolti e investiti dall'auto per pochi centimetri. La paura è ancora tanta. Eravamo seduti in quel tavolino là. Guarda, quel tavolino là, eravamo seduti là, abbiamo seduto come una bomba. Però stava prendendo un caffè e è arrivata la macchina. Non abbiamo bevuto niente, eravamo appena arrivati. Siete caduti, vi siete fatti male? No, per fortuna la macchina si è fermata là. Noi eravamo qua, abbiamo tutto come una bomba, basta. E la persona che era alla guida? Sembra una signora, aveva avuto 60 anni, non lo so. Cosa può essere successo? Non lo so, adesso l'hanno portata all'ospedale, sono venuti, non sappiamo altro niente. Preso paura? Abbastanza, sì, sempre abbiamo sentito un botto subito e poi ho visto la macchina arrivare dentro e io mi sono scappato di là, insomma, verso il muro di là. È ancora impaurito? Abbastanza, sì, cioè, è stato proprio... Però non vi siete fatti male? No, noi no, sono arrivati dei vetri ma non ci siamo fatti male perché la macchina si è fermata lì. Eravate seduti così, stavate chiacchierando tra... Sì. Ero impegnato nel mio lavoro quando ho sentito un gran rumore e ho visto entrare questa macchina. Per fortuna le persone che erano sedute si sono accasciate senza farsi male, per fortuna. Erano attaccate alla vetrata e per fortuna sono state spostate di lato e cadendo si sono leggermente ferite, da quello che ho potuto vedere perché non mi sono mosso da qua. C'erano tanti clienti. E il cliente era abbastanza affollato, diciamo. È andata molto bene. Sono stata la quarta persona che mi hanno chiesto se mi fermavo e mi sono messo a domandare cosa avevano bisogno e mi sono messo a fare sicurezza stradale e basta. E come, quindi non ha visto la dinamica? No, non ho visto la dinamica e non posso descrivere quello che non ho visto. Paura? Ho visto un po' la signora in macchina un po' spaventata ma tranquilla. Quindi non era ferita gravemente? No, da quando ho visto no. Ed il camionista accusato di avere travolto e ucciso Rebellin andrà in carcere a Vicenza, camionista tedesco. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso per gli arresti domiciliari presentato appunto dall'uomo che vive in Germania. Wolfgang Rieck, il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin nel novembre scorso a Montebello Vicentino, quando sarà estradato in Italia finirà nel carcere San Pio X di Vicenza. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato dell'indagato, che ne chiedeva gli arresti domiciliari una volta arrivato in Italia. Dopo questa decisione l'autista sarà probabilmente estradato già la settimana prossima. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. Subito dopo torneremo in diretta con altre notizie di cronaca dal Veneto. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Dicevamo una giornata di esodo e di grandi traffico sulle principali arterie dirette verso le località di villeggiatura, ma ci sono anche pesanti disagi negli aeroporti dovuti allo sciopero. I dati sono stati resi noti proprio poco fa per quanto riguarda gli aeroporti del Veneto. A causa dello sciopero di oggi del personale delle compagnie aeree ci sono stati a Venezia, su 227 voli programmati tra arrivi e partenze, ne sono stati cancellati 101, anche se i passeggeri insomma erano stati avvisati per tempo e quindi i disagi sono stati in un certo senso contenuti. Per quanto riguarda gli altri due aeroporti del Veneto, sempre gestiti da Save, Verona ha registrato la cancellazione di 30 dei 128 voli previsti, mentre Treviso soltanto 2 rispetto al programma di 54 aerei tra arrivi e partenze. E in questi giorni di arrivi e di partenze c'è anche chi ne approfitta per mettere a segno furti, in questo caso non nelle città che si stanno svuotando, ma nelle località di villeggiatura. Qui siamo a Caorle, dove 2 donne, di cui una incinta ed un minore, sono stati arrestati dai carabinieri per una serie di furti messi a segno nelle ultime settimane nella località balneare. Gli indagati, tutti dell'Europa dell'Est, domiciliati a Cavarzere, si muovevano a bordo di un'auto con targa francese con la quale raggiungevano appunto la località balneare per poi forzare con delle sottili schede apriporta appositamente realizzate la serratura delle abitazioni nelle quali asportavano denaro, gioielli, vestiti, trucchi, profumi, ma anche addirittura generi alimentari. I carabinieri si sono serviti anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e delle informazioni dei cittadini per individuare il gruppetto di ladri. Sono così riusciti quindi a individuare le 2 donne e il minore che sono stati arrestati. Vengono loro ritenuti responsabili di 8 furti per un danno patrimoniale di circa 15.000 euro. Le 2 donne sono state trattenute in camera di sicurezza mentre il minore è stato collocato in una comunità in attesa dell'udienza di convalida degli arresti, al termine del quale il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per una donna, il divieto di dimora e transito nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia per l'altra, mentre il minore permarrà nella comunità nella quale appunto era stato portato dai carabinieri. Ed ora cambiamo argomento, vedo che si è collegato il nostro prossimo ospite. Ringrazio per essere con noi Moreno De Col, presidente della CNA del Veneto. Buongiorno De Col, grazie. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. Parliamo di un tema di grande attualità in questi giorni, che è quello dell'accoglienza dei migranti. Abbiamo visto, lo vedremo poi con i nostri servizi, le varie tensioni a livello politico che si stanno registrando, in modo particolare all'interno del partito della Lega, dopo quanto accaduto a Vicenza, con una distinzione abbastanza marcata peraltro tra la posizione del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, sostenuto dal sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto Mario Conte, che sono per l'accoglienza diffusa sulla base anche di un protocollo la cui bozza è stata presentata martedì dal presidente della Regione del Veneto, bozza peraltro concordata appunto con l'Associazione dei Comuni e con il sostegno della Caritas su input del Ministro dell'Interno Piantedosi in quota Lega. De Col, come categoria diciamo produttiva,
la CNA ma anche altre associazioni di imprenditori stanno prendendo posizione in queste ore su questo tema, sul tema appunto dell'immigrazione, proprio perché è un tema che lo sappiamo coinvolge molto anche il mondo delle attività produttive. La vostra posizione in questo senso qual è? Beh, partiamo dal presupposto iniziale. Prima di tutto scontiamo nel nostro settore in questo momento, nei vari ambiti nei quali operano le nostre aziende, una forte carenza di personale. Carenza che ormai è generalizzata e sta creando tante difficoltà appunto nei vari settori in cui le imprese operano. Parlo dell'edilizia, della meccanica, dei servizi alla persona, ma non solo, cioè in generale c'è un grosso problema. Quindi per poter continuare a far sì che le imprese lavorino c'è la necessità comunque di avere persone capaci e disponibili a lavorare. Diciamo quindi che l'ingresso di persone che arrivano dall'estero, gli immigrati, se ben gestiti, se formati, se messi nelle condizioni di vivere nel nostro territorio, danno la possibilità alle imprese di avere nuovo personale da inserire nei propri sistemi produttivi. È evidente quindi che un'accoglienza di tipo diffusa, come proposta e prevista nel protocollo firmato dalla Regione e dall'ANCI, ci vede favorevoli, ci vede convinti che sia una opzione possibile e fattibile per cercare di tamponare questo problema che in questo momento ci sta investendo in maniera molto, molto pesante. Il tutto poi, come sappiamo, è legato al fatto che c'è un inverno demografico, così come viene definito, c'è la carenza di nuovi nati e il sistema produttivo per poter lavorare ha bisogno di forze nuove che entrino. Ci sono tanti pensionamenti e pochi ingressi. È un problema quindi non banale e sul quale anche noi come associazione di rappresentanza, corpo intermedio, siamo sicuramente attivi e interessati. Ecco, si è molto parlato, no, in questi anni di questa accoglienza diffusa, con molti progetti che sono stati anche portati avanti, risultati a forze alternate sostanzialmente. In alcuni posti è andata bene, in altri meno. Anche alcune associazioni, ricordo per esempio a suo tempo l'Associazione Industriali di Treviso mise anche a disposizione degli alloggi, per esempio, per accogliere queste persone. C'è poi tutta la questione della formazione, ovviamente, per introdurli ed inserirli nel mercato del lavoro. Voi quindi come associazione del vostro, che cosa siete disposti a metterci in questo senso? Diciamo che siamo disponibili a fare la nostra parte, come si dice, nel senso che non possiamo negare l'evidenza, non possiamo comunque pensare che le soluzioni possano venire solamente da altri o da chi è più in alto di noi, che al momento non è in grado di dare soluzioni effettive. Certo, non abbiamo la bacchetta magica, in questo momento non siamo nemmeno organizzati per dare una risposta effettiva, però dico che se il sistema nel suo insieme viene coordinato, viene organizzato nella maniera opportuna, anche le piccole imprese nell'ambito dei territori dove operano hanno la possibilità e secondo me la disponibilità a rendersi parte attiva per la soluzione di questo problema. È evidente che tutto deve essere organizzato, coordinato. Come si diceva, c'è il problema dell'alloggio, c'è il problema della formazione, c'è il problema dell'inserimento, c'è il problema della cultura che è diversa, cioè c'è tutto un insieme di questioni che devono essere governate nella maniera migliore possibile, cioè queste persone non devono essere considerati pacchi scaricati al di fuori dei municipi come è successo, ma devono essere inserite queste situazioni in una organizzazione generale all'interno della quale anche le associazioni come la nostra possono sicuramente, nei limiti delle loro possibilità, dare il loro supporto. Bene, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a Moreno De Coll, presidente della CNA del Veneto. Una buona giornata e un buon lavoro.
Grazie a voi, saluti. Grazie, saluti. Noi abbiamo ancora un servizio di cronaca ora che ci arriva dal Bassanese relativo ad un importante sequestro di droga che è stato appunto messo a segno dai carabinieri. Sentiamo. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato 2 giovani di Borso del Grappa e Pieve del Grappa trovati in possesso di marijuana e hashish. Il blitz è stato messo a segno qualche giorno fa nelle abitazioni dei due in collaborazione con le unità cinofile di Torreglia su delega della Procura di Vicenza. Nelle case della coppia sono stati trovati 3,5 kg di marijuana già divise in sacchetti da 1, 2 o 3 etti. C'erano anche dei barattoli di vetro contenenti ciascuno 50 grammi di sostanza stupefacente pronta per lo smercio. All'interno dell'intelaiatura della seduta di una sedia coperta dalla stoffa, i militari hanno scovato, grazie al fiuto dei cani, anche 3 panetti di hashish del peso complessivo di circa 2,5 etti. Oltre allo stupefacente sono state rinvenute una 50 di bottiglie di distillati a base di cannabis indica. Al termine delle formalità di rito, i 2 giovani sono stati inizialmente trattenuti in camera di sicurezza a 2 ville con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e poi, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotti in regime di arresti domiciliari nelle rispettive residenze. Il GIP del Tribunale di Treviso ha convalidato l'arresto ed emesso a carico di entrambi la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria nella stazione di Carabinieri di Pieve del Grappa. Ad Arzignano ora si erano finti operatori del gas ed avevano derubato 4 anziani dei gioielli e diamanti per un valore di 200.000 euro. Sono stati rintracciati ed arrestati dai carabinieri di Valdagno. Siamo nel Vicentino. Avevano derubato 4 ultraottantenni ad Arzignano di gioielli e diamanti che custodivano in casa dal valore di 200.000 euro. Si erano finti operatori del gas e agenti di polizia locale e con la scusa di dover controllare le tubature si erano fatti aprire la porta. Avevano poi scassinato la cassaforte con un flessibile, rubando i gioielli e scappando con il bottino. I 2 di 23 e 24 anni sono stati rintracciati e arrestati dopo un'articolata attività di indagine condotta dai carabinieri del comando della compagnia di Valdagno. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Nella mattinata odierna i carabinieri e il nucleo operativo della compagnia di Valdagno con la collaborazione della compagnia di Moncaglieri e di Asti hanno dato esecuzione a 2 misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di 2 soggetti i residenti a Nichelino e ad Asti per il furto che si è verificato lo scorso dicembre del 2022 in Arzignano ai danni di un anziano classe 1939 in cui furono sottratti diamanti per circa 200.000 euro. Le misure scaturiscono dalle attività di indagine svolte dal nucleo operativo che hanno permesso di individuare questi 2 soggetti quali responsabili del furto che si è verificato. È di Aninca Dota, l'83enne scomparsa 3 anni fa a Santa Lucia di Piave nel Trevigiano. Il corpo ritrovato in una canaletta di irrigazione l'altro ieri a Mareno di Piave. La conferma è arrivata dal test del DNA. Stamattina mi ha confermato mia sorella che è stata chiamata dal maresciallo dei carabinieri, che è stata confermata dal DNA nostro, che è mia mamma. A parlare con la voce rotta dalla commozione è Paolo Mariotto, il figlio di Aninca Dota. L'anziana, scomparsa ormai 3 anni fa a Santa Lucia di Piave, appartengono a lei i poveri resti ritrovati ieri nella chiusa di una canaletta di irrigazione a Mareno di Piave. La conferma è arrivata dal test del DNA. Una notizia accolta con dolore da Paolo e Melissa, i 2 figli della donna, che aveva 83 anni all'epoca della scomparsa, ma anche con il conforto di avere dopo tanto tempo la possibilità di celebrare un funerale ed avere una tomba dove portare un fiore alla propria mamma. Noi speravamo di trovarla viva, diciamo la verità, però siccome sono già 3 anni la percentuale era molto bassa, però almeno l'abbiamo trovata e siamo, diciamo, dispiaciuti però anche contenti, diciamo, perché sappiamo dove andare a trovarla. La notizia del ritrovamento della signora Aninca si è diffusa rapidamente a Santa Lucia, dove tutti la conoscevano. Siamo tutti molto tristi perché questo perdurare nel tempo senza trovare il corpo di una persona aveva messo in forte ambasce la popolazione locale. Conoscevo la signora, conosco la famiglia, era tanto esile nella sua figura quanto mite come persona e questo la rendeva una persona simpatica e gioviale con tutti i cittadini che la conoscevano, hanno avuto modo di
apprezzarlo. L'avevano cercata per 3 anni dappertutto, con un grande spiegamento di forze dei vigili del fuoco e della protezione civile, ma la scomparsa di Anin Kadota fino a questa mattina era rimasta un mistero che nessuno comunque aveva dimenticato. Piccolo aneddoto, io l'altro sera ero con persone, con degli amici, e proprio in quel contesto queste persone mi hanno chiesto della signora Nica, e così a volte si allargava le spalle e si diceva ma insomma la speranza è sempre di ritrovarla e di fare in modo che questo tormento per la famiglia finisca, e fatalità, dopo poche ore è arrivata questa notizia. Ed ancora cronaca dal Trevigiano: è stata trovata morta nella vasca da bagno dove era scivolata mentre puliva lo scaldabagno. Incidente domestico o malore le ipotesi per il decesso di una donna di 63 anni residente a Crocetta del Montello. Sono stati i vicini di casa che non la vedevano da qualche giorno a dare l'allarme, e quando il cognato ha sfondato la porta ha fatto la più tragica delle scoperte. Renza Martinello, 63 anni, era morta caduta nella vasca da bagno vuota dove era scivolata mentre puliva un vecchio scaldabagno a legna posto proprio sopra la vasca. Incidente domestico o malore all'origine del dramma. I carabinieri, intervenuti nella notte nell'abitazione in via Baracca a Crocetta del Montello assieme ai vigili del fuoco e al 118, non hanno trovato alcun elemento che faccia pensare a qualcosa di diverso. Non ci sono segni di effrazione in casa né di violenza sul corpo della donna, nulla è stato rubato e l'abitazione era in ordine. Il magistrato ha disposto l'ispezione cadaverica, dopo la quale la salma è stata messa a disposizione dei familiari per l'ultimo saluto. Torniamo a Padova ora, dove una donna si è finta dottoressa per raggiungere il marito che era ricoverato al pronto soccorso ed avere un rapporto sessuale. È stata denunciata. Una storia incredibile, quella che si sono trovati davanti i poliziotti del posto di polizia dell'ospedale di Padova, intervenuti 2 sere fa per fermare una donna molesta entrata in pronto soccorso. Una volta arrivati in area verde hanno trovato una quarantenne vestita solo con un camice bianco da dottore, intenta ad avere un rapporto intimo con un uomo che ha dichiarato essere il marito. I poliziotti hanno scoperto che la donna prima era stata allontanata dagli infermieri proprio per i suoi atteggiamenti molesti, ma era ritornata poco dopo in pronto soccorso ed era riuscita ad entrare indisturbata rubando un camice medico di uno specializzando. Passando inosservata era entrata in area verde, dove è stata sorpresa seminuda sopra il lettino in atteggiamenti intimi insieme al paziente che dichiarava essere suo marito. Una scena avvenuta alla presenza di numerose altre persone ricoverate in quel momento. La donna aveva anche rimosso l'agocanula all'uomo dichiarando di lavorare per l'azienda ospedaliera. La quarantena, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stata accompagnata in questura. Ora rischia la denuncia per ricettazione, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona. Ancora un caso di violenza, questa volta per fortuna solo verbale, nei confronti di un autista della Mom che è stato insultato pesantemente da 2 passeggeri saliti a bordo con cani di grossa taglia senza museruole, che poi volevano scendere ad una fermata non prevista. È intervenuta la polizia a bloccare i 2 ed ora Mom intende denunciarli per interruzione di pubblico servizio. Prima sono saliti a bordo di un bus con 2 cani di grossa taglia sprovvisti di museruola, e quando il conducente ha fatto loro presente il regolamento se ne sono infischiati andandosi a sedere in fondo al mezzo, che nel frattempo è partito. Poi uno dei 2 passeggeri è tornato dall'autista dicendo che voleva scendere alla stazione di Oderzo, fermata non prevista per quel mezzo della linea 104 Treviso-Portogruaro. Siccome non tutte le corse arrivano alla stazione ferroviaria, ha detto di no ed è stato pesantemente insultato da questi signori. La voce che si alza, volano gli insulti, l'autista si allarma e non appena vede una pattuglia della polizia locale in servizio lungo la Postumia, siamo a Ponte di Piave, ferma il bus e richiede l'intervento delle forze dell'ordine. Sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale di Ponte di Piave, di questo devo ringraziare sia ovviamente la polizia locale ma anche il sindaco e l'amministrazione comunale di Ponte di Piave per il loro intervento. Questi sono saliti, quindi la polizia locale è salita ed è riuscita quindi a prendere questi 2 personaggi e portarli via. L'ennesimo episodio di violenza, questa volta per fortuna solo verbale, ai danni degli autisti dei mezzi di trasporto pubblico locale, che ha visto negli anni la situazione diventare sempre più difficile, tanto che Mom ha investito parecchio per garantire la sicurezza a bordo sia dei conducenti che degli altri passeggeri. Tutti i nostri autobus sono dotati
un sistema di sicurezza che si chiama Panic Button. Adesso abbiamo più di 130 autobus che hanno questo dispositivo, ma tutti gli autobus che stiamo acquistando avranno questo dispositivo, ed è un sistema molto importante perché l'autista, quando vede il pericolo, preme il pulsante e in tempo reale le forze dell'ordine vedono tramite le telecamere che sono a bordo dei mezzi cosa sta succedendo. Nel caso di Ponte di Piave, dopo l'intervento della polizia locale, il mezzo è ripartito, ma aveva accumulato un ritardo per il quale ora l'azienda di trasporto intende procedere nei confronti dei 2 passeggeri. L'autobus è rimasto fermo 16 minuti, sarà nostra intenzione anche fare una denuncia per interruzione del pubblico servizio. Ed ora torniamo a parlare appunto del caso migranti, ne accennavamo poco fa con Moreno De Coll della CNA del Veneto, con un nuovo fronte interno alla Lega, no? All'accoglienza diffusa, dice il neosegretario Stefani. Il riferimento è ai fatti di Vicenza, ma l'attacco sembra rivolto al presidente della regione Zaia e a Mario Conte. ANCI e Regione Veneto infatti avevano siglato il protocollo proprio martedì scorso per l'accoglienza diffusa. Sentiamo. Qualcuno deve spiegarmi perché un sindaco dovrebbe sentirsi costretto ad ospitare dei richiedenti asilo che nel 93% dei casi non hanno i requisiti per essere considerati rifugiati politici, semplicemente perché sono scaricati davanti al municipio alle 5 di mattina. Per noi della Lega è una questione di coerenza, è una questione di priorità. L'accoglienza non può essere destinata a tutti. Il riferimento, almeno formale, è a quanto successo nel Vicentino con quei migranti assegnati di fatto senza preavviso a 7 comuni da parte della prefettura, ma in molti hanno interpretato le parole del neosegretario della Lega regionale come un attacco frontale al presidente Luca Zaia, che martedì scorso a Venezia con le prefetture e l'ANCI, l'associazione dei comuni, ha siglato un protocollo proprio sull'accoglienza diffusa. Dobbiamo evitare un'altra cona, uno degli obiettivi dichiarati di Zaia. Insomma, un nuovo caso interno alla Lega dove gli animi dopo il congresso sembrano non essersi rasserenati. Leghista è Zaia, ma leghista è pure Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di ANCI. Capisco le parole di Alberto Stefani e io cerco di far sintesi tra tutte le anime dei sindaci che sono di centrodestra e di centrosinistra attraverso l'associazione ANCI, ma soprattutto insieme al presidente Zaia cerchiamo di trovare soluzioni alternative a quelli che sono le contrapposizioni ideologiche, a quelli che sono i no a tutti i costi, soprattutto in una fase dove i no comunque non porteranno da nessuna parte, perché questi richiedenti asilo comunque arriveranno nei nostri territori e dovremo poi capire coloro che oggi sono fermi sul no come penseranno di gestire la situazione. Un conto è la linea del partito, un altro le soluzioni che devono mettere in campo gli amministratori del territorio, il principio che Conte sembra ribadire con l'opposizione che parla di una Lega balcanizzata. Cortocircuito del tutto evidente con Zaia che è sconfessato dai suoi stessi amministratori oltre che da parlamentari e da consiglieri regionali. Ed è appunto terremoto politico sull'accoglienza dopo il caso dei profughi scaricati davanti ad alcuni comuni del Vicentino. Il sindaco di Castel Gomberto ha restituito, diciamo tra virgolette, i 3 migranti alla prefettura. Accoglienza in tilt, sfida al sistema, rimanda in prefettura i profughi che gli erano stati scaricati davanti al municipio. Lui è Davide Dorantani, il sindaco di Castel Gomberto, e la sua provocazione è l'ultimo colpo di scena di una vicenda che ha scatenato un terremoto politico. L'ho vissuta nel tentativo di provocare una situazione che faccia capire che certe cose non devono ripetersi. Questa è la lettera con cui ieri sera il sindaco di Castel Gomberto ha annunciato al rappresentante del governo l'intenzione di portare a Vicenza e affidare agli uffici della prefettura i migranti che gli erano stati lasciati davanti al municipio. Sfido chiunque, tra ragazzi di 21-22 anni abbandonati davanti a una piazza in un paese straniero, di lasciarli là. Noi l'abbiamo subito, ma non facciamo queste cose. Ci sono dei passaggi schietti molto diretti in cui Davide Dorantani, nella sua lettera alla prefettura, spiega che in questi giorni ha sentito un senso di frustrazione e abbandono. Non avendo spazi appropriati per accogliere, scrive il sindaco, ha avvertito una forzatura alla responsabilità del suo ruolo istituzionale che lo ha costretto
costretto a trovare e a improvvisare una sistemazione per i profughi, individuata poi nel centro sportivo del paese. E vedete, questo è l'alloggio di fortuna ricavato nel centro sportivo di Castelgomberto. Ci sono le panche, questo originariamente è uno spogliatoio trasformato in un alloggio con 3 letti per i 3 profughi e poi ci sono le stoviglie, ci sono le coperte, c'è quello che rimane della colazione, quindi le tazze, i piatti, forchette, coltelli, insomma. Qui hanno passato le ultime 2 notti, un alloggio di fortuna che è stato improvvisato dal sindaco Davide Dorantani. E proprio il sindaco di Castelgomberto conclude la sua lettera spiegando la difficoltà a mantenere con un minimo di dignità i 3 migranti e per questo annuncia di volerli portare a Vicenza per consegnarli agli uffici della prefettura. Oggi però Davide Dorantani non ha avuto bisogno di mettere in pratica le sue intenzioni perché proprio la prefettura ha mandato un furgone per riprendere i 3 profughi. Il programma prevedeva di fotosegnalarli in questura, ma poi a Castelgomberto non sono più stati riportati. La gestione così non può funzionare e chi patisce questa nostra incapacità sono i migranti e noi non possiamo non rispettare queste persone, perché quando queste persone arrivano noi dobbiamo avere un'accoglienza che funziona, perché non possono vivere dentro uno spogliatoio, non possono vivere dentro uno sgabuzzino, dobbiamo dargli quello di cui hanno bisogno, perché sono esseri umani e questo noi lo dobbiamo rispettare sempre e comunque. Oggi quello che è successo a Castelgomberto fa storia. L'accoglienza va regolata, condivisa, altrimenti i comuni, quando non sono nelle condizioni di ricevere i profughi, potrebbero seguire l'esempio di Davide Dorantani, che con la sua provocazione forse ha aperto una strada, quella della sfida al sistema. Ed anche il sindaco di Cornedo, dopo quanto accaduto a Castelgomberto, chiede alla prefettura di collocare i profughi in strutture più idonee. Sentiamo. Stamattina ho avuto una breve telefonata con il prefetto, il dottor Caccamo, avente ad oggetto la particolare, la peculiare e la delicata situazione di Cornedo e in particolare del minore presente tra i migranti. Ci siamo dati un appuntamento per lunedì personale in cui discutere di questa delicata situazione e all'incontro con il prefetto chiederò inoltre che venga utilizzato lo stesso trattamento di Castelgomberto, cioè che vengano ripresi gli altri migranti oltre al minore, in quanto Cornedo non ha, come avevo già ribadito a suo tempo alla prefettura, non ha strutture idonee a far fronte a questa emergenza per un ulteriore lasso di tempo. Ed ora chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla questione dell'accoglienza dei migranti. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, restate con noi perché subito dopo andremo a Venezia per parlare dell'attesa della festa del Redentore. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo ora una pagina dedicata alla festa del Redentore che oggi entra nel vivo. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione, l'apertura del Ponte Votivo e poi grande festa, naturalmente grande attesa per la festa di questa sera. Abbiamo in collegamento, e li ringrazio per essere con noi, Piero Rosasalva, presidente di Vela, buongiorno, e Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia. Buongiorno, grazie per essere con noi. Rosasalva, allora cominciamo subito con quelle che sono le novità dell'edizione 2023 della festa del Redentore, dopo tanto tempo, insomma, per la prima volta veramente fuori da ogni restrizione, no, che ha contrassegnato le edizioni precedenti a causa del Covid. Innanzitutto saluto il consigliere Giusto, il consigliere delegato Giusto, l'amico Giusto, che essendo membro componente della giunta comunale più di me poi sottolineerà gli aspetti
i contenuti dell'evento e le linee che l'amministrazione comunale vuole lanciare. A me è un passaggio solo tecnico che ben volentieri faccio. Comincio però, mi scuserà lei gentile conduttrice che è sempre così garbata e attenta, però lei ha detto, mi pare se non ho capito male, che è stato aperto il Ponte Votivo questa mattina. In realtà, per informazione doverosa, il Ponte Votivo è stato aperto ieri sera alle ore 20 dal sindaco e dal patriarca, e devo dire che però un'eventuale imprecisione è più che giustificata, perché fino a 2 anni fa il Ponte Votivo veniva aperto in effetti il sabato. Poi avevamo riscontrato una tale affluenza, una tale voglia della gente, anche per motivi religiosi, ma anche proprio per la curiosità di percorrere questo ponte, che era meglio aprirlo un giorno prima. Ovviamente aprire il Ponte Votivo vuol dire anche modificare i trasporti, e quindi bisogna trovare un equilibrio tra le esigenze del non bloccare troppo il traffico nel canale della Giudecca, ma anche di consentire un flusso più ordinato delle persone che vogliono fare questo pellegrinaggio, che per noi veneziani è molto sentito. Quindi la prima cosa, mi scuserà, era precisare che il Ponte Votivo è stato aperto ieri sera con una cerimonia breve ma molto suggestiva e con delle bellissime parole del patriarca Moraglia e del nostro sindaco Brugnaro. Per il resto, per quanto riguarda la novità, diciamo un Redentore che naturalmente non può che rispettare le tradizioni, ma che ogni anno cerca di inserire degli elementi più che altro legati alla sicurezza di tutti per vivere questo evento, quindi la sicurezza, la gestione più ordinata dei flussi, la prenotazione che è stata inserita per prenotare i posti barca e i posti a terra, che sta funzionando benissimo. Del resto l'abbiamo già sperimentata anche per il Capodanno e altri eventi veneziani, e quindi diciamo che migliorano le procedure che devono consentire una fruizione dei residenti veneziani in barca e a terra e dei nostri ospiti graditi, però sempre più ordinata e sempre più sicura. E poi una grande attenzione che il sindaco ci ha dato messaggio e un'indicazione forte che noi condividiamo pienamente. Abbiamo organizzato sempre meglio la sostenibilità della festa, perché è chiaro che è una festa che ha un impatto importante. Pensiamo per esempio che da quest'anno tutte le luminarie, sono diversi chilometri di luminarie, di luci, che i famosi palloncini che addobbano le rive del canale della Giudecca, San Marco eccetera, e quest'anno sono con i LED, quindi un risparmio del 75% di consumo elettrico, che comunque non era enorme perché restano accese tutto sommato poche ore, però anche là un messaggio forte alla sostenibilità. Quindi una festa Redentore che mantiene ovviamente i suoi contenuti, compresi i fuochi d'artificio di questa notte, ma con ogni anno con maggiore attenzione a degli elementi di sicurezza, sostenibilità, di migliore fruibilità, e di questo ringraziamo tutte le istituzioni, tutti gli uffici comunali, perché collaborano in tutti i modi e perché penso che questa sia una festa che deve essere una festa per tutti. Grazie. Intanto allora Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia. Quella del Redentore, insomma, lo sappiamo, è assieme alla Madonna della Salute la festa più veneziana per i veneziani, la più sentita e quella alla quale si è più davvero affezionati. Quali sono stati, diciamo, i criteri che hanno guidato questa edizione 2023 della festa del Redentore? Sì, diciamo che in pratica, come in questo caso, magari lo possiamo prendere anche come esempio, è la conferma che le tradizioni a Venezia non fanno parte magari di qualche pensiero nostalgico, ma praticamente dichiarano quella che è la continuità. Se noi pensiamo alla festa del Redentore, che avremo lo spettacolo pirotecnico questa notte e domani la conclusione con la giornata di domenica, va bene, è ininterrotta da quando è iniziata. Stiamo parlando appunto del 1575, quindi sono stati interrotti per via del Covid i fuochi d'artificio, ma
la festa non è mai mancata. Ecco, la motivazione più forte è quella di dare continuità a quella che è una grande storia attraverso quelli che anche nella storia poi sono diventati appuntamenti fissi, ma che nascono da impegni ben precisi, proprio come quella che è stata dedicata come ex voto alla costruzione della chiesa del Cristo Redentore della Giudecca. E praticamente noi non facciamo altro che continuare, ed è bello perché finché esisterà questa continuità potremo dichiarare di esserci ancora, e quindi magari anche dare un segnale contrastante a coloro che permetta il termine, gufano che tutto sia terminato. No, ci siamo ancora. È una festa sicuramente allargata, conosciuta in tutto il mondo e partecipatissima, questo sì. Ed è, attenzione, una festa che noi pensiamo rivolta esclusivamente ai veneziani, perché il comportamento all'interno di questa festa deve essere esclusivamente veneziano. È una festa sull'acqua. Sicuramente gli ospiti sono tantissimi, ma che devono imitare quelli che sono non gli obblighi, ma diciamo pure le esigenze che i veneziani vogliono, adottando come comportamento, continuare a portare avanti. Quindi è una grande aggregazione sull'acqua, nel silenzio fortunatamente di quella notte dell'acqua, ma rimbombante con il divertimento, quindi balli, si mangia, si beve, soprattutto l'aggregazione è quella, e è il fresco, tra virgolette, del bacino di San Marco, insomma delle acque della laguna. Quindi è una tradizione che va avanti, non si è mai fermata e mai, speriamo, debba fermarsi, perché sarebbe indicativo di qualcosa che tutti non vogliamo. Ecco, grandi tavolate, giusto? Allora vogliamo ricordare cosa non può mancare sulla tavola dei veneziani questa sera per la cena del Redentore? Guarda, sicuramente il piatto che sicuramente andrà per la maggiore, come da sempre, è quello che poi tra l'altro anche nella storia si usava per conservarlo, proprio per dare lunga durata e sardelle saor. Quelle non possono mancare, ma anticipate dai famosi bigo in salsa, tutti con la cipolla, e questo ci ricorda Marco Polo, che ce l'ha portata per la prima volta dopo averla scoperta come cosa che nasceva spontaneamente nelle terre che lui ha attraversato, e che metteva, e quindi dava la possibilità a chi navigava, conservava varie pietanze, tra cui appunto il sardei saore e il bigo in salsa, ma non manca anche per quelli che comunque vogliono essere certosini, tra virgolette, precisini in quella che è la continuità, la famosa anara con la piedi, così viene definita, va bene? E poi tantissimi altri piatti sicuramente, no? Accompagnati da quelli che magari quella sera, come o piatti freddi o comunque piatti prelibati che si scelgono apposta per portare in barca, comunque presenziano costantemente. È immancabile anguria, tra l'altro. Vista l'ora ci sta anche facendo venire l'acquolina in bocca, Giovanni Giusto. Torniamo da Piero Rosasalva, presidente di Vela. Presidente, quindi grande festa, grande divertimento per i veneziani e per tutti coloro che appunto vogliono frequentare Venezia in queste giornate. Lei diceva all'insegna della sicurezza, con appunto la novità introdotta già precedentemente della prenotazione. Abbiamo quindi qualche numero che possiamo già dare sulle prenotazioni che si sono registrate? Sì, direi che ci avviciniamo ai 75.000, che sono il numero complessivo che ci è stato indicato dalle autorità, perché poi ovviamente Vela è soltanto un elemento operativo e deve mettere in atto le disposizioni. Le potestà autorizzative sono appannaggio ovviamente del Comune, la Prefettura, la Questura, tutte le forze e le istituzioni, e tutto deriva poi dalle riunioni, conferenze di servizi, COSP, eccetera, eccetera. Quindi il numero è un numero che è stato verificato compatibile tra persone in acqua, persone a terra, e poi naturalmente è stata organizzata tutta la mobilità di queste persone, con vie di fuga, con indicazioni legate ai percorsi da fare,
naturalmente le posizioni da assumere in barca, a seconda delle barche più piccole sono naturalmente in posizione più avanzata, le barche più ingombrante, più grandi sono in posizione più retrostante, insomma vi è tutta una macchina straordinaria e io veramente devo, noi tutti ringraziamo per l'impegno di tutti e soprattutto però per l'impegno e per la correttezza da parte dei partecipanti. Trovo doveroso anche ricordare che il Redentore, non finisce stanotte, ma il Redentore ha anche una importantissima giornata di domenica, perché il Redentore comunque nasce con due altre motivazioni forti, ma magari di questo parlerà meglio di me il consigliere Giusto, e cioè le regate che si svolgono domani pomeriggio nel canale della Giudecca, le regate di Voga Veneta ovviamente, e la messa solenne che chiude le celebrazioni domani sera, domenica sera. E infine, che Antenna 3 manderà in onda in diretta, lo ricordiamo, perché la manderemo in diretta proprio domani sera. Ha fatto bene a dirlo lei, e poi non credo sia giusto informare i telespettatrici e telespettatori di una grande importante innovazione che il sindaco Brugnaro ha voluto alcuni anni fa, ancora prima del Covid, per cui il Redentore è diffuso, non c'è solo in Bacino San Marco, ma ci saranno eventi ovviamente organizzati compatibilmente con le località ad Asseggiano, Malcontenta, Marghera, Gazzera e Pellestrina, e sono anche quelle località della nostra grande città, le nostre grandi città, e anche lì in modo ovviamente compatibile si svolgeranno dei momenti di festa importanti, non banali e non marginali, per cui è un intero territorio, un'intera comunità che si anima, e che quindi stiamo gestendo un carnevale diffuso. Ecco, Rosa Salva, se ho qualcuno... detto carnevale è più forte di me, ho detto è più forte di lei. Perdonatemi. Rosa Salva, se qualcuno magari ascoltandoci dovesse essere invogliato ancora, nonostante insomma le poche ore a disposizione, a venire a Venezia per assistere magari allo spettacolo pirotecnico, è ancora possibile farlo? Quali sono i consigli che si sente di dare? Naturalmente le prenotazioni sono state aperte sul sito www.redentorevenezia, di seguito redentorevenezia.it. Io in questo momento online non so se siano state già chiuse, stamattina c'era ancora qualche posto, e poi eventualmente raccomando di collegarsi subito con questo link www.redentorevenezia.it, e eventualmente penso di poter suggerire di venire comunque a Venezia in treno, perché a questo punto converrebbe sicuramente, se qualcuno vuole arrivare all'ultimo momento, arrivare in treno. Ci saranno delle linee speciali, dei treni speciali anche la notte per il rientro. Giovanni Giusto, torno da lei, stiamo vedendo le immagini dello spettacolo pirotecnico, quindi dei fuochi d'artificio, sicuramente uno dei momenti più spettacolari insomma, della festa del Redentore. Dove e quando nasce questa tradizione dello spettacolo pirotecnico, dei fuochi d'artificio? No? Dicevamo la festa risale al 1575-77, insomma gli anni della peste. La tradizione dei fuochi a quando? Ecco, qua non esiste una data certa, ci sono soltanto delle velate indicazioni, tra virgolette. Sta di fatto che però i fuochi a Venezia, grazie probabilmente anche a Marco Polo, perché richiama comunque la Cina, eccetera, famosi palloncini di A Notte dei Fuochi, di A Notte famosissima del Redentore, di carta, sono sicuramente produzione che noi abbiamo importato cinese, no? E gli stessi fuochi sappiamo benissimo che quindi molto probabilmente arrivano da là. Ma i fuochi in realtà erano di uso abbastanza frequente in quelle che erano le occasioni delle grandi aggregazioni. Venivano accesi dei fuochi, magari non subito sparati, ma comunque fuochi diversi, fuochi colorati che magari con le loro esplosioni davano questo senso appunto di spettacolo. Quindi una data ben precisa non c'è, sta di fatto che comunque quando dici Redentore a Venezia pensi immediatamente ai fuochi d'artificio, quindi
allo spettacolo pirotecnico, che oggi ha raggiunto sicuramente la spettacolarità, scusate la ripetizione del termine, no? Con anche la tecnologia che comunque ha potuto accompagnare quello che è un'esaltazione e anche una conduzione di quello che si vuole far apparire nel cielo. Una cosa che volevo dire è che magari suggerire i fuochi sono in cielo, no? Solitamente a teatro si cerca di stare davanti, non coperti da qualcuno che si siede magari proprio davanti a te, no? In questo caso il palcoscenico è in cielo, quindi bisogna alzare proprio la testa per vederli, quindi non serve ammassarsi davanti alle rive, perché comunque lo spettacolo è godibile a tutti, basta essere comunque affacciati lungo il bacino per chi va a piedi, e con le barche magari anche chi è ritardatario o cosa sa benissimo che non serve creare magari disagi eccetera, chi c'è già per andare a coprire un posto in prima fila, non esiste in prima fila, basta guardare in cielo. È sicuramente una festa e di conseguenza cerchiamo di divertirci, ecco. E un appello che faccio è magari al rientro per chi attraversa la città a piedi, che la festa si finisce dopo la mezzanotte e mezzo, circa dopo 40 minuti di fuochi artificio. Cerchiamo di comportarci bene magari al rientro e di non creare situazioni che poi alla fine fanno del male all'evento al quale tutti ci aggreghiamo e che quindi ci appartiene a tutti. Ma c'è una città che lo ospita, una città delicata, una città particolare, sicuramente straordinaria anche in questi casi, come quello della Notte del Redentore, che va tutelata, che va conservata. Quindi cerchiamo di, da ospiti soprattutto, va bene, di rimanere nell'educazione che l'ospitalità comunque esige e che viene imposta come. E chi è in barca, ecco, un'altra raccomandazione, al rientro c'è chi magari va nelle spiagge, c'è chi comunque passa la notte a bordo, cioè ricordiamoci che comunque va sicuramente ridotta al massimo la velocità per avere un rientro tranquillo e sicuro e non rovinarsi o rovinare a qualcun altro una serata sicuramente che dovrà e sarà, ne sono certo, strepitosa. Quindi Venezia grande, innanzitutto. certo, divertimento quindi per tutti, naturalmente con attenzione alla sicurezza e all'educazione in questa città meravigliosa che è Venezia. Io ringrazio davvero per essere stati con noi Piero Rosa Salva e Giovanni Giusto. Buona festa del Redentore per questa sera. Grazie, grazie ancora per essere stati con noi. Grazie a voi, grazie, saluti. Noi ora cambiamo tema, andiamo a Treviso, dove ieri sera c'è stata la presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini, C'era una volta la politica. Sentiamo quindi l'intervista realizzata dal nostro Nicola Marcato. Quando uno scrive un libro, C'era una volta la politica, vuol dire che pensa che oggi la politica non ci sia più. Però io in tutto il libro spiego che deve tornare la politica, quella che è costruita sul radicamento territoriale, sull'esistenza dei partiti, sulla necessità di avere competenze e professionalità. Per cui da un lato una denuncia e da un altro un auspicio, che torni la politica. Da Fanfani alla Meloni sono passati 40 anni, dalla prima alla seconda Repubblica, lei li ha visti tutti? Sì, infatti non mi sento molto bene nemmeno io, a pensarci bene, sono passati 40 anni, stavo meglio quando ero più giovane. Comunque sono un po' diversi, diciamo la verità. La prima Repubblica nei suoi grandi leader è imparagonabile alla fase oggi che stiamo vivendo, ma questo non per colpa della Meloni o della Schlein, ma è la sostanza. Questi sono stati grandi statisti, pensate al piano case di Fanfani, a tutto quello che sono state le grandi scelte della Prima Repubblica, anche quelle internazionali. Onestamente sì, un po' diverso. Casini, lei per il centro che futuro vede? Cioè, rimpiange quasi i tempi della DC? No, io credo che in politica non bisogna vivere di nostalgie, ma avere dei progetti. Naturalmente i progetti non li devo avere io, che ho 40 anni di vita in Parlamento, li devono avere i giovani che ad esempio oggi sono con me qua a Treviso. Progetti per guardare al futuro. La nostalgia non è mai un progetto politico.
Il centro in teoria avrebbe un tanto spazio, però come disse i proverbi sono le cose più importanti. Le idee camminano sulle gambe degli uomini, per cui ci vogliono uomini che riescano a incarnarle. E siamo al termine di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo, prima di salutarvi, l'appuntamento, ne accennavamo poco fa parlando del Redentore, con la messa solenne del Redentore che domani, domenica 16 luglio alle 19, verrà trasmessa in diretta su Antenna 3, messa solenne celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, appunto in diretta dalla Basilica del Redentore alla Giudecca. E per l'occasione ricordiamo il telegiornale di Treviso andrà in onda al termine appunto della celebrazione della funzione. È tutto dunque per questa edizione. Vi ricordo che subito dopo il TG l'appuntamento è con i film di Antenna 3. Quest'oggi trasmetteremo Soldati a cavallo, film con la regia di John Ford, con John Wayne. Durante la guerra civile americana, questa la trama: un medico pacifista e colonnello dell'Unione cercano di superare le reciproche differenze allo scopo di combattere l'esercito confederato. Appuntamento quindi tra poco con il film Soldati a cavallo. Ed è davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. L'alta pressione africana torna ad espandersi. Caldo e afa si intensificheranno nuovamente fino a raggiungere il picco la prossima settimana. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 15 luglio ci mostra un contesto stabile e ben soleggiato, con cielo sereno, salvo accumuli pomeridiani sulle zone montane. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 16 e 23 gradi, massime invece comprese tra 29 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza limpido con qualche addensamento sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà stabile e soleggiato con qualche nube innocua in transito. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.